Questa è la storia di Palazzo Santo Stefano. Ci troviamo a Padova. Qui tra il 40 e il 30 a.C., in epoca romana, viene costruito un porto fluviale, mentre sorgono in epoca paleocristiana le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano. Poi nel 1034, per la prima volta, si cita un ricco monastero benedettino femminile. Il monastero subisce un progressivo declino dopo la Controriforma, dal momento che vengono favoriti i conventi e monasteri attivi in opere di assistenza. Nel 1797 cade la Serenissima per mano di Napoleone e il Veneto venne consegnato all'Austria. Dopo la sconfitta austriaca di Austerlitz viene annesso al napoleonico Regno d'Italia e Padova nel 1806 diventa capoluogo del Dipartimento del Brenta, governato da un prefetto. Nel 1810 il monastero viene soppresso e inizia a essere utilizzato dai francesi prima e dagli austriaci poi per scopi civili, come prefettura, delegazione provinciale, altre attività amministrative e ginnasio, che diventerà poi il liceo Tito Livio. Nel 1866 il Veneto passa all'Italia e nascono le attuali province, e la provincia di Padova acquista l'intero complesso dell'ex monastero. Nel 1873, col progetto dell'ingegner Zanardi, si trasforma l'ex chiesa di Santo Stefano in uffici, viene realizzata una nuova facciata e la nuova sala del consiglio. Nel 1928 viene presentato un progetto per un'ulteriore riorganizzazione e nel 1931 iniziano i lavori. Si estende la facciata, si demoliscono alcuni edifici sul Naviglio e l'ex chiesa di San Lorenzo, permettendo la nascita di Piazza Antenore. Viene realizzato anche un terzo piano e un nuovo atrio con scalone di accesso. Per la sicurezza del personale, nel 1934 viene costruito nell'interrato dell'ala est un rifugio blindato antigas e nel 1943 un rifugio antiaereo sotto Piazza Antenore e nel 1944 uno sotto il giardino della prefettura. A partire dalla metà degli anni 90, la maggior parte degli uffici della provincia vengono spostati nel centro direzionale della cittadella alla Stanga e gli spazi liberati utilizzati da altri enti, tra cui l'Università di Padova. Dal febbraio 2019 Palazzo Santo Stefano ospita anche un museo, che comprende il piano seminterrato e il rifugio blindato antigas e al piano primo le sale della Giunta e del Consiglio provinciale.